tornata dopo qualche tempo a rifare la danza che sembrava quasi un piccolo tabù dopo qualche sconfitta. Di solito la faceva tutto il team, tutta la Croazia su quella curva, sì, praticamente. Devo dire, ed è bello questo, Robles va un po' più veloce generalmente. Elio Monetti aveva visto e commentato assieme a Marco Lollobrigida proprio quella gara e sembrava, sì, era arrivato strilla, vediamo se si sente, è tornata la numero 1 e si è liberata di della pressione che l'ha attanagliata da un anno a questa parte ed anche di quel nervosismo. E adesso lo sfogo finale per questa ragazzona, 1,93 m di statura, che adesso è comprensibilmente commossa. 28 anni per te, 25 anni per lei, compirai 26 quest'anno. Saluta tutti e se ne va con la sua commozione. Non si ferma più, mentre dall'altra parte a girare per tutto lo stadio fianco a fianco le due tedesche Maike Kröger e Ariane Freni, una bandiera in due. Deve sfruttare questo momento favorevole, lei che ha vinto il titolo mondiale per la seconda volta, 2.05-2.04 quest'oggi, un personale di 2.07, certamente la più forte, praticamente la più dotata. 2.10 l'ha provato più volte, arriverà anche quello, a 25 anni puoi tutto. Soprattutto ha vinto una grande battaglia psicologica. Sì, è un giro d'onore con questo senso di liberazione, si è liberata di un macigno. aveva bisogno, sì. Ha ritrovato il sorriso, ha ritrovato la sua danza. Ognuno a girare per lo stadio.